Il Komuz del Kirghizistan. Oggi voglio parlarvi del Komuz. Naturalmente non vi parlerò della lingua omonima parlata nella regione del Komuz, situata lungo il confine tra il Sudan e l'Etiopia. Il Komuz in questione è uno strumento musicale del Kirghizistan. Il Komuz è un antico strumento a corde a manico lungo usato nella musica dell'Asia centrale, legato ad altri strumenti a corda turchi, al tolfshur mongolo e al liuto. È uno strumento che si può trovare presso i gruppi etnici turchi di tutta l'Asia, dalla Cina alla Turchia. Le forme di questo strumento sono usate in Cina dal popolo Naxi e prendono il nome di Wobusi, Hebisi e Humbusi. È lo strumento nazionale più conosciuto del Kirghizistan, nonché uno dei simboli nazionali kirghizi più noti. Il komuz di solito è composto da un solo pezzo di legno, di solito albicocco o ginepro, e ha 3 corde tradizionalmente fatte di budello, ma spesso oggi si predilige il filo di nylon. Nelle accordature più comuni la corda centrale ha il tono più alto. I virtuosi suonano spesso il komuz assumendo diverse posizioni, sopra la spalla, fra le ginocchia e capovolto. Il komuz è presente sul retro della banconota kirghiza da un som. Stile esecutivo. Il komuz può essere usato sia come strumento di accompagnamento che come strumento principale e si può applicare a un'ampia varietà di stili musicali, fra cui l'aitish, competizione canora fra 2 akin, e la recitazione di poemi epici. Di solito viene suonato stando seduti ed è tenuto orizzontalmente. Durante l'esecuzione, le corde possono essere sia strofinate che pizzicate. Un pezzo, mashbotoi, consiste in una semplice melodia ripetuta molte volte, con variazioni a ogni ripetizione, come prova dell'abilità e della creatività dell'esecutore. Il komuz ha molte accordature diverse. I nomi delle accordature corrispondono a vari stili musicali. Storia dello strumento. La parola komuz è affine ai nomi di altri strumenti della musica dell'Asia centrale, tra cui il kazako kobiz, strumento ad arco, e il tuvano e saha o yakut, omus, un'arpa a mascella. Il più antico strumento conosciuto simile al komuz risale al IV secolo, anche se si ritiene che il simile gopuz a zero sia stato realizzato dai primi esseri umani, migliaia di anni prima della nascita di Cristo. Questo sarebbe stato confermato da una scoperta archeologica che riguarda lastre di argilla raffiguranti suonatori di gopuz. Infatti, nel 1960 alcuni archeologi americani che lavoravano presso le montagne Shusdah, vicino all'antica città di Gilgamesh, nell'Azerbaigian iraniano, scoprirono un'antichissima serie di lastre di argilla che raffiguravano musicisti riuniti in un consiglio che suonavano uno strumento simile al komuz, appoggiato al petto. Inoltre, nell'epico libro di Dede Korkut è chiamato Golcha Gopuz. L'antico komuz di solito aveva 2 o 3 corde. Il Golcha Golpuz a 3 corde era più popolare nell'antico Azerbaigian e in Anatolia. Il Gil Gopuz a 2 corde, o Iklig, era usato nelle pianure dell'Altai, in alcuni territori del Turkmenistan e nel territorio cinese abitato dal popolo uiguru. Il Golcha Gopuz è costituito da un rivestimento in pelle che copre circa 2/3 della superficie, mentre l'altro terzo, che comprende anche la tavola armonica, è coperto con un legno sottile. La lunghezza totale dello strumento è di 810 mm, il corpo di 410 mm
la larghezza di 240 mm ed altezza di soli 20 mm. Durante l'era sovietica lo strumento cadde in disgrazia. Fu ritenuto troppo rudimentale. Pertanto si cercò di renderlo quanto più simile alla balalaica russa, aggiungendo ad esempio i tasti. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, il Komuz tornò nelle scuole di musica, ma mantenne alcuni dei cambiamenti dell'era sovietica. Nel XX secolo, il defunto suonatore di dutar iraniano Haig Gorban Soleimani ha inventato una nuova forma di Komuz, che ha ricevuto una certa popolarità. Origine dello strumento. Secondo alcune leggende, Dede Korkut sarebbe stato l'inventore del kopuz. Nel libro di Dede Korkut, il suo speciale legame con il kopuz non si limita alle sue esibizioni come bardo. Di particolare importanza è un passaggio relativo alla storia dei fratelli Egrek e Shegrek. Quando Shegrek vuole attaccare Egrek, perché pensa di avere a che fare con un infedele, dice: «Ehi, infedele, per rispetto al liuto di Dede Korkut, non ti ho colpito. Se non avessi avuto in mano il liuto, ti avrei fatto tagliare in due in nome di mio fratello». Shegrek a Egrek. Quindi la narrazione collegava il liuto direttamente a Dede Korkut. Si ritiene che questo sia un riferimento a lui come inventore dello strumento. Strumenti correlati. Diverse varianti del komuz si diffusero in svariati paesi dell'Europa orientale, come l'Ucraina, la Polonia e l'Ungheria, durante il IV e il V secolo d.C., durante la migrazione di massa degli Unni. Con il tempo lo strumento assunse diversi nomi. In Dagestan, una repubblica russa tra la Cecenia e il Mar Caspio, appena a est della Georgia, nel Caucaso, diversi testi antichi menzionano Lagash Komus o Temur del popolo Avar. Si pensa che fosse una specie di chitarra snella a tre corde, con un corpo scolpito da un blocco di legno dalla forma di vanga e dotato di una punta simile a un tridente all'estremità inferiore. È stato ipotizzato che il Kambu della penisola arabica in malese prende il nome dal komuz. È possibile che nel XIII secolo il mistico Rumi abbia trasformato un kopuz a 5 corde in uno strumento a 6 corde, noto come sestar o seshanè. La parola sestar è menzionata in alcune poesie del XIX secolo scritte da Yunus Emre. Secondo lo scrittore ottomano Evliya Çelebi, vissuto nel XVII secolo, il kopuz è una versione più piccola del seshanè. Uobosi moderno. Anche se il termine uobosi continua a essere applicato allo strumento tradizionale, in Cina uno strumento più recente si è evoluto dallo strumento più vecchio, simile a una chitarra, ed è chiamato uobosi.